Buonasera, questi titoli. A Niscemi visita a sorpresa del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per un sopralluogo dall'alto sul fronte della frana. Il governo promette interventi rapidi, ma sul territorio crescono le richieste di un piano straordinario. Intanto la Procura di Gela apre un'inchiesta per disastro colposo. Rabbia e angoscia fra gli sfollati di Niscemi che non potranno tornare mai più a casa. Si pensa comunque a una ricostruzione altrove. La premier Giorgia Meloni oggi ha partecipato anche a un vertice a Catania per fare il punto sulle zone colpite dal ciclone Harry. Pochi euro al mese per abbonarsi alle più note piattaforme TV a pagamento. Scoperta a Catania un'organizzazione internazionale, 31 gli indagati. Cantieri aperti sul lungomare di Catania, domani la riapertura di un tratto a senso unico. Una celebrazione sobria e simbolica per Sant'Agata 2026 a Catania tra fede, cultura e sport, presentato il programma per restituire centralità e speranza alla città ferita dalle intemperie. Calcio, in vista della trasferta di Sorrento, il centrocampista del Catania Di Noia carica i compagni di squadra, previsto un mini esodo dei supporter rosso-azzurri. Eccoci, buonasera. Dunque visita a sorpresa questa mattina a Niscemi della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, un sopralluogo dall'alto sul fronte della frana. Il governo promette interventi rapidi, ma sul territorio crescono le richieste di un piano straordinario. E intanto la Procura di Gela apre un'inchiesta per disastro colposo. Ci dice tutto Gerry Italia. A Niscemi, nelle prime ore di questa mattina, a sorpresa, arriva anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, un sopralluogo in elicottero per osservare dall'alto il fronte della frana che da giorni minaccia il centro abitato e che ha già costretto all'evacuazione circa 1500 cittadini, subito dopo l'incontro in municipio con il sindaco Massimiliano Ponti e una riunione operativa alla presenza del prefetto di Caltanissetta, del capo del Dipartimento della Protezione Civile Fabio Siciliano e dei tecnici impegnati nell'emergenza. Alla Protezione Civile ringraziamento della Premier per il lavoro svolto in queste ore. Voglio ringraziare Fabio Siciliano, tutta la Protezione Civile per un lavoro che è stato fatto oggettivamente straordinario, intanto di prevenzione, perché i piani di prevenzione hanno funzionato bene e questa è la ragione per cui noi oggi parliamo di ricostruire e non piangiamo delle vittime. Nel corso del vertice è stato fatto il punto sulla situazione, confermato da Palazzo Chigi il massimo impegno del governo per l'assistenza agli sfollati. Già previsto il contributo di autonoma sistemazione, oltre agli interventi per il ripristino della viabilità, la riapertura delle scuole e il ripristino delle reti di gas ed energia elettrica. La Presidente del Consiglio ha assicurato tempi rapidi sugli indennizzi e annunciato un nuovo incontro entro 2 settimane per definire misure più dettagliate. Ma per Niscemi, avverte il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno, serve un tavolo dedicato. Niscemi deve essere considerata una cosa a parte. Niscemi dovrà avere probabilmente una struttura commissariale a parte, perché qui, a differenza degli altri posti dove ci sono certamente ingenti danni, c'è anche una questione relativa a degli evacuati. Quindi servirà un team di psicologi, servirà un team di persone che possano sostenere quelle persone che sono evacuate, e tutto questo deve essere fatto nel più breve tempo possibile. Presenti anche i deputati Angelo Bonelli e Ismaele Lavardera, che hanno sollecitato interventi immediati e strutturali. C'è un tema però serio. È un tema di cosa succederà agli sfollati. Ovviamente questo è quello che abbiamo chiesto, non c'è ancora una risposta certa e ovviamente la situazione è in divenire. Bisogna dare immediatamente una risposta a chi ha perso la casa. Non accada come è accaduto in Emilia Romagna, dove si sono promessi i soldi e poi questi soldi alle famiglie dell'Emilia Romagna non sono arrivati. Sul fronte giudiziario intanto il procuratore capo di Gela Sabato Revella ha aperto un fascicolo per disastro colposo. L'indagine al momento è contro ignoti. Restiamo a Niscemi, dove cresce la rabbia e l'angoscia fra gli sfollati che non potranno mai più tornare a casa e si pensa anche alla ricostruire altrove. Sentiamo ancora Gerry Italia. Mentre si susseguono le visite delle autorità ai sopralluoghi tecnici, a Niscemi monta la rabbia dei residenti. Giorno dopo giorno il fronte della frana continua ad avanzare, inghiottendo terreno e alimentando la paura. In alcuni punti la depressione ha ormai superato i 50 metri di profondità, un dato che restituisce tutta la gravità della situazione e l'instabilità dell'area. Questa è la vergogna, perché hanno rubato i soldi! Schifane, vergognate! Ma dimettete! Non venite più vota! Che hanno andato a vedere il ruggio! Che vota! Vergogna! Vergogna!
vergogna, vergogna! Un dramma è una cosa, ritrovarsi senza casa, diciamo, è una cosa bruttissima. Speriamo che praticamente faranno quello che è giusto fare, diciamo. Intanto sono circa 2700 le persone rimaste senza fornitura di gas, un disagio pesante soprattutto per le famiglie e per chi vive nelle zone più colpite. In queste ore la Mediterranea Gas è impegnata in numerosi interventi di messa in sicurezza delle condotte con l'obiettivo di ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile. A confermarlo il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti. Già stiamo lavorando da ieri di notte al gas per ripristinare il gas, ci sono delle squadre notturne che stanno lavorando, ma stanno lavorando anche di giorno, e quindi a breve ripristiniamo anche il gas. Ma oltre all'emergenza immediata cresce l'angoscia di chi teme che la storia possa ripetersi. Per molti cittadini questo scenario riporta alla mente il 1997, quando una frana simile inghiottì la chiesa del quartiere Sante Croci, un ricordo ancora vivo come quello di Salvo che in quell'evento perse la sua casa e oggi rivive lo stesso incubo. Sono arrivate le case, è arrivato l'alloggio delle case popolari per le persone che non avevano le case a regola. Quelle che le avevano a regola ci hanno dato un contributo. Come rivivere questo dramma per Niscemi? È brutto, veramente brutto. E mentre si attendono risposte e interventi strutturali, la città resta sospesa tra paura e incertezza. A Niscemi la terra continua a muoversi e con essa la fiducia di una comunità che chiede sicurezza e verità. A Niscemi c'è una situazione estremamente grave per tante famiglie. I vescovi si stringono a queste comunità in una vicinanza che è anche un aiuto concreto, lo ha detto il segretario della CEI, Monsignor Giuseppe Baturi, a conclusione dei lavori del Consiglio permanente appunto della Conferenza Episcopale Italiana. E oggi la Premier Giorgia Meloni è stata anche a Catania, ha partecipato a un vertice per fare il punto su un altro disastro ambientale ed ecologico che è stato appunto quello delle zone colpite dal passaggio del ciclone Harry. Sentiamo Simona Mazzone. Giorgia Meloni, arrivata in Sicilia, ha sorvolato in elicottero le zone colpite dal passaggio del ciclone Harry, accompagnata dal capo della Protezione Civile Nazionale siciliano e dal ministro Nello Musumeci. Dopo la visita a Niscemi, il paese sconvolto dalla frana, il sopralluogo del Presidente del Consiglio si è spostato a Catania, dove ad attenderla c'era il sindaco trentino. Dopo aver ribadito la dichiarazione sullo stato d'emergenza dell'isola, deliberata dal Consiglio dei Ministri, ha voluto spegnere le polemiche. E giustamente ha ricordato che in Emilia, in cui tutti dicono il governo ha dato 2 miliardi, sì, ma il primo stanziamento fu di 30 milioni. Quindi è chiaro che poi questi soldi arriveranno nel momento in cui procederemo con le ulteriori stime, con gli ulteriori rendiconti. Ma non finisce qui. Mi ha detto che allo studio del Consiglio dei Ministri anche un ulteriore decreto del Ministero dell'Economia con cui consentire gli sgravi tributari, le esenzioni tributarie più che altro a chi ha subito danni. Il Premier ha anche incontrato il presidente siciliano Schifani chiedendo una concreta stima dei danni. Anche la Regione Sicilia farà la propria parte, lo ha confermato in questa riunione. L'obiettivo principale è quello di dare risposte immediate a coloro i quali hanno subito danni. La Regione inoltre sta lavorando sui bandi. I bandi arriveranno a breve per quanto riguarda la Regione e le persone avranno al più presto, entro poche settimane, un ristoro non inferiore a 5.000 euro e poi chi vuole avviare un'attività commerciale ci sarà un ulteriore bando che prevederà contributi a fondo perduto. E proprio per il ciclone Harry diventa sempre più pesante l'emergenza fogna mare dopo appunto il passaggio di Harry. A Taormina il sindaco De Luca non ha atteso la cabina di regia della regione, ma riemerge il nodo della salvaguardia delle coste. Francesco Triolo. È una delle emergenze, anzi forse quella più urgente, evidenziata nei giorni scorsi sia al Presidente della Regione Renato Schifani che al Presidente del Senato Ignazio La Russa durante i rispettivi sopralluoghi. I collettori fognari di Taormina che arrivano direttamente sulle spiagge sono stati totalmente distrutti dalle mareggiate del ciclone Harry. La situazione peggiore probabilmente è a Mazzeo, dove le condotte fognarie sia comunali che del consorzio Rete Fognante risultano pressoché totalmente distrutte. De Luca quindi ha ordinato intanto di provvedere alla riparazione del collettore fognario consortile nei territori di Taormina, Amazzeo e Letojanni. Stiamo ancora in attesa della decisione della cabina di regia insediata dal presidente Schifani, ma io stanotte ho firmato la mia ordinanza e stamattina si sta intervenendo
ovunque. Ecco come è finita. A Taormina non ci possiamo permettere di aspettare i tempi del combinato disposto dell'articolo Vatte la pesca. Una situazione simile si registra anche a Santa Teresa di Ripa, dove il crollo del lungomare ha danneggiato i sottoservizi come la rete fognaria, appunto. A Santa Teresa però si è accesa la polemica sulla salvaguardia della costa. Un progetto c'era ma impantanato alla regione, e che quei lavori fossero necessari lo testimonia il fatto che dove sono stati eseguiti, a Santa Margherita o Sant'Alessio, il lungomare ha retto o subito meno danni. Veniamo adesso al processo Università bandita, 5 anni di carcere per l'ex rettore dell'Università di Catania in primo grado, Francesco Basile. L'inchiesta faceva luce su presunti concorsi truccati o cuciti addosso ai candidati. Desiree Ferlito. 5 anni di reclusione per l'ex rettore dell'Università di Catania Francesco Basile, alla fine del processo di primo grado per l'inchiesta Università bandita. Condanne per altri 5 indagati, mentre in 45 sono stati assolti, quasi tutti perché il reato di abuso d'ufficio che era contestato non è più previsto dalla legge. Per Basile la pena più severa, l'ex rettore è accusato di induzione indebita a dare o promettere utilità, mentre è stato assolto con formula piena per altre imputazioni. Condannati a 2 anni di reclusione ciascuno Filippo Drago, Giuseppe Antonio Biondi, Angelo Marcello Donati e Marco Montorsi, e a 8 mesi di reclusione Giuseppe Maria Pappalardo. La sentenza su presunti concorsi truccati nell'Ateneo è stata pronunciata dalla seconda sezione penale del Tribunale di Catania. L'inchiesta condotta dalla Digos e coordinata dalla Procura aveva preso spunto su intercettazioni su presunti concorsi pilotati o cuciti su misura su un candidato. Il blitz del 2019, lo ricordiamo, portò alle dimissioni da rettore di Francesco Basile e a nuove elezioni universitarie. Tragedia questa mattina a Mota Sant'Anastasia nel Catanese. Un uomo di Biancavilla è morto dopo essere stato investito da un'autovettura. Il dramma nei pressi di una stazione di servizio. E dopo essere stato travolto dall'auto, purtroppo però per il pedone non c'è stato nulla da fare ed è deceduto sul posto. Pochi euro al mese per abbonarsi alle più note piattaforme TV a pagamento. Dietro c'era un'organizzazione scoperta a Catania, 31 gli indagati. Emanuela Corsi. 31 indagati, 9 nazioni coinvolte, 11 città italiane, tra cui Catania, Messina e Palermo. Sono alcuni numeri dell'operazione Switch Off contro il cybercrime e la pirateria audiovisiva che ha permesso di fare luce su una rete criminale che gestiva un'attività internazionale di streaming illegale. L'indagine, coordinata dalla Procura di Catania, era stata avviata un anno fa dalla Polizia Postale Etnea in collaborazione con Eurojust, Europol, Interpol e col supporto della rete operativa ON. Abbiamo, oltre l'Italia, chiaramente la Romania, il Regno Unito, la Spagna, il Canada hanno collaborato, la Corea del Nord, l'India. Abbiamo sequestrato dei server anche in alcuni paesi africani. L'organizzazione criminale a carattere transnazionale offriva agli utenti abbonamenti illegali da 10-12 euro mensili per seguire palinsesti live e contenuti on demand protetti da diritti televisivi delle più note piattaforme nazionali e internazionali come Sky, DAZN, Mediaset, Amazon Prime, Netflix, Paramount e Disney Plus, realizzando profitti illegali per oltre 1 milione di euro al mese. Di contro, per i titolari dei diritti, le perdite ammontavano tra i 6 e gli 8 milioni di euro mensili. Siamo di fronte ad un fenomeno su ampia scala, una vera e propria industria criminale che prevede milioni di investimento con ricavi per milioni di euro. Adesso si cercano gli utenti che hanno alimentato questa industria criminale sottoscrivendo questi abbonamenti illegali, che riceveranno sanzioni da migliaia di euro. Arrestati 2 scafisti, uno di loro sarebbe stato anche un carceriere in un campo libico. Sentiamo Emanuela Corsi. È stata un'articolata attività di indagine coordinata dalla DDA di Palermo tra la Sicilia e il Nord Italia che ha permesso di individuare e arrestare 2 uomini per favoreggiamento di immigrazione clandestina. Si tratta di 2 stranieri, un senegalese e un egiziano di 26 e 37 anni che sono stati fermati a Imperia e Milano. L'indagine è partita da uno sbarco avvenuto a Lampedusa il 25 agosto 2022. Dalle testimonianze dei migranti sbarcati è emerso che gli indagati, che sono arrivati illegalmente in Italia nella stessa
traversata avevano avuto un ruolo attivo nell'organizzazione del viaggio clandestino verso le coste italiane. Nel corso dell'attività investigativa è emerso che uno degli arrestati avrebbe avuto anche il ruolo di carceriere in un campo di detenzione situato in Libia nell'area di Zuara. In particolare sarebbe stato l'autore di gravi violenze fisiche e psicologiche nei confronti dei migranti detenuti, finalizzate sia al mantenimento dell'ordine all'interno della safe house che all'estorsione di denaro dalle famiglie per velocizzare il loro imbarco verso il territorio italiano. Una terza persona è ancora ricercata in campo internazionale. Una breve pausa e poi le novità sulla viabilità del lungomare di Catania, fortemente colpito dal ciclone. A Catania cantieri aperti sul lungomare, significativi cambiamenti nel percorso. Domani l'apertura del tratto da Piazza Nettuno, Piazza Mancini Battaglia che sarà a senso unico in direzione Ognina. Tonino De Mana. È di nuovo percorribile parte del lungomare di Catania che pian piano cerca di risollevarsi dai danni causati dal ciclone Harry. Si torna a transitare, seppur in una sola carreggiata, a doppio senso di circolazione, non potendo superare la soglia di sicurezza che rimarrà sin quando non sarà ripristinata la parte interessata dal crollo. La notizia è stata comunicata ieri pomeriggio sui social dallo stesso sindaco Trantino, che ha voluto così accelerare i tempi per limitare al massimo i disagi legati alla viabilità, mantenendo la parola durante la visita domenicale del Presidente del Senato La Russa. New Jersey in cemento che delimitano il tratto di Viale Artale a Lagona, maggiormente interessato dal cedimento strutturale causato dalla furia del mare. E nelle prossime ore è prevista la riapertura al traffico da Piazza Nettuno a Piazza Mancini Battaglia, ma con una novità: la carreggiata lato mare sarà interessata dall'inizio dei lavori di rigenerazione che condurranno all'abbattimento del ponte di Ognina. Tutto questo comporterà l'esigenza di rivedere il piano di circolazione, considerato che le due corsie rimanenti saranno a senso unico in direzione Ognina. Dalla parte opposta si userà soltanto la via Barraco. Un'edizione sobria e simbolica per Sant'Agata 2026 tra Fred, Cultura e Sport, un programma per restituire centralità e speranza a Catania, ferita dalle intemperie. Eva Spampinato. Occhi puntati sulla festa di Sant'Agata 2026, non solo per raccontarne i momenti più intensi, ma perché sarà un'edizione sorvegliata speciale, più sobria, carica di significati, pensata per restituire normalità a una città segnata dal ciclone Harry, e poi perché. È stata presentata la candidatura della festa come patrimonio mondiale dell'UNESCO, quindi ci saranno delle persone qui a Catania a controllare fisicamente quello che faremo noi tutti quanti, quindi mi auguro che tutti quanti facciano la loro parte. Oggi è stato presentato il calendario degli eventi culturali e sportivi collaterali della festa, che quest'anno celebra i 900 anni dalla traslazione delle reliquie di Sant'Agata. Tra gli appuntamenti principali della settimana dello sport agatino, il pomeriggio del 2 febbraio c'è la Coppa Sant'Agata. E normalmente siamo stati fortunati perché chi vince poi nel corso della stagione sportiva ha sempre preso medaglie agli europei. Spazio anche alla musica e alla legalità, con i concerti dell'1 e del 2 febbraio al Teatro Massimo, e poi le novità della mattina del 3 in Piazza Duomo. La banda dell'Arma dei Carabinieri aprirà la processione per l'offerta della cera. Alle 10 la sfilata dell'opera d'arte partecipativa Tu sei Agata dell'artista Domenico Pellegrino. 300 persone porteranno il velo realizzato con ricami e centrini donati da cittadini di tutto il mondo. In serata il grande concerto con i giovani del Conservatorio, il coro di voci bianche e il coro lirico siciliano diretti da Francesco Costa, con la partecipazione straordinaria del flautista di fama internazionale Andrea Griminelli, un omaggio di Confindustria Catania. E come sempre il cuore della festa batte in diretta dal 3 al 6 febbraio, le nostre dirette non stop su Antenna Sicilia, Telecolor e in live streaming sul sito Sicilia Web. Breve pausa, la pagina dello sport con il calcio e il Catania che si prepara alla sfida contro il Sorrento. Eccoci al calcio, la carica di Noia, il centrocampo del Catania può contare su un elemento duttile e motivato. Sabato al Viviani di Potenza la sfida contro il Sorrento, previsto un mini esodo rosso-azzurro. Tonino De Mana.
Contro il Cosenza è stata una grande emozione per me giocare in uno stadio così pieno. Dallo spezzone di gara contro il Cosenza ad un possibile impiego contro il Sorrento, Giovanni Di Noia, uno degli ultimi innesti, è già carico con un concentrato di emozioni e ambizioni. Per la corsa alla Serie B e il testa a testa con il Benevento ci vorrà l'apporto di tutti, di un gruppo che cresce di giorno in giorno e dei tifosi che mai hanno fatto mancare il loro sostegno. E sarà anche così al Viviani di Potenza nel match di sabato contro il Sorrento, con un mini esodo che potrebbe vedere la partenza dalla Sicilia di almeno 400 sostenitori di fede rossazzurra. L'anticipo al sabato ha modificato il programma settimanale, niente riposo del martedì, con Mimmo Toscano che sta tenendo sotto torchio il gruppo, che sta crescendo anche nell'affiatamento e nell'unità di intenti. Mi sono fatto l'idea del Catania che in questa categoria c'entra ben poco, quindi noi lavoreremo duro affinché possiamo realizzare insieme un sogno. La squalifica di Casasola e l'infortunio di Di Tacchio, quest'ultimo fermato nella rifinitura contro il Cosenza, impongono nuove soluzioni. Al posto di Di Tacchio, Toscano potrebbe scegliere tra Corbari, schierato al primo minuto contro il Cosenza, o Di Noia, più portato al palleggio rispetto agli altri centrocampisti in organico. Da gestire anche Lunetta, mentre Pieraccini sarà invece a disposizione con l'ausilio di un tutore. Prima di chiudere, un'agenzia appena battuta dall'ANSA, 3 cadaveri sono stati trovati a Montagna Reale. Siamo nel Messinese, in una zona boschiva. La segnalazione è giunta al numero unico 112 di emergenza. Appunto, i corpi dei 3 uomini, stando alle prime informazioni, sarebbero stati crivellati da colpi d'arma da fuoco. I 3 erano usciti stamattina per una battuta di caccia, sono intervenuti i carabinieri appunto per i primi rilievi. Maggiori informazioni ve ne daremo nelle prossime edizioni del nostro telegiornale. Intanto io mi fermo qui, grazie per l'ascolto e buona serata.